Quando tutto finisce, stringendo la passione di una vita tra le mani, se ne va così Giovanni Stefani, a cavallo della sua moto, su cui trovava una libertà senza fronzoli, immerso nel rombo del motore che per lui era musica, sinfonia di cilindri. Prendeva parte alle competizioni in giro per il mondo, lasciava la macelleria di Trissino, il suo paese, la sua famiglia, infilava la tuta, il casco e via verso orizzonti incandescenti, quelli africani della Parigi-Dakar, traguardi lontani, il rallye dei faraoni del Marocco, della Tunisia. Era stato tra i 9 motociclisti italiani che avevano partecipato alla prima edizione della Transorientale, 10.000 chilometri da San Pietroburgo a Pechino. L'ultima sfida in Algeria per il Tuareg Rally, dove il destino lo ha portato all'ultima curva. Era partito domenica, una gara come tante per Gianni, che se n'è andato lasciando la moglie, un figlio e la figlia Erika. Erika che di strada ne ha fatta anche lei, dalla piccola Trissino alla grande capitale, dal Vicentino a Roma. Anche lei ha corso, ma su una pista diversa, quella della politica, spinta dai voti, rombo della democrazia, fino al traguardo del governo. Oggi Erika Stefani, ministro per gli affari regionali, ha perso il padre nel giorno della festa del papà, perché il destino sa essere cinico. Di Gianni, a cui era molto legata, le resterà tanto, le resterà tutto. I ricordi, le parole, i momenti e poi quella passione che ha anche lei sulla pelle, la moto. Un brivido che nella trasmissione di Radio 1, Un giorno da pecora, pochi giorni fa raccontava con queste parole. La moto è proprio veramente una passione enorme, È me lo vero immaginavo. che suo padre ha fatto la Parigi-Dakar? Mio padre ha fatto il Parigi-Dakar più di una volta. Quanti ne ha fatte? Cioè, non saprei neanche, non so se ha fatto 5 o 6 Parigi-Dakar. E a lei piacerebbe fare la Parigi-Dakar? No, l'enduro ho provato un'estate ad andare via L'enduro con alla mio moto, padre, un po', perché sì. mi ha detto, Via, via. dialetto te vai coparte in moto.